Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La Meloni a Palermo nel ricordo di Paolo Borsellino. La Presidente del Consiglio arriva a Palermo nella sua veste istituzionale nel 31esimo anniversario della strage e smonta ogni provocazione. Rivendica i successi del suo governo nella lotta alla mafia, smentisce ogni modifica alle norme sul concorso esterno, ricorda il suo ingresso in politica segnato e motivato dall'uccisione di Paolo Borsellino, incontra Manfredi, figlio del giudice, che le regala una litografia del padre, partecipa alle cerimonie ufficiali e al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e, come dal ruolo istituzionale, decide di onorare altri impegni e di non partecipare alla parte strettamente politica della ricorrenza. La fiaccolata ufficiale della sera va peraltro come partecipazione oltre le previsioni, superando largamente le presenze della divisiva manifestazione della sinistra e dell'estrema sinistra. Aeroporto Catania, altri giorni di parziale chiusura. Dopo l'incendio rischia di durare ancora molto la parziale chiusura dell'aerostazione di Catania e crescono i disagi per i passeggeri e le difficoltà del turismo, mentre si interrompe la solidarietà dell'aeroporto di Palermo, che ha annunciato che non accoglierà più voli da Catania per l'intero weekend. La decisione palermitana è stata duramente contestata dal presidente Schifani e l'ENAC, autorità di vigilanza, ha annunciato provvedimenti. Proseguono intanto le polemiche sui manager dell'aeroporto catanese. La presa di posizione più dura è stata assunta dall'ex parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, che ha chiesto il commissariamento della SAC, definendo i suoi amministratori dilettanti inadeguati che hanno trasformato lo scalo in un fortino elettorale. Protesta dei pescatori di Lampedusa. Annunciate proteste da parte dei pescatori di Lampedusa contro l'utilizzo per spostare i migranti delle 2 navi che fanno servizio ordinario con la Sicilia. Si chiede che vi siano navi dedicate al trasporto dei migranti e intanto l'hotspot scoppia, accogliendo quasi 3.000 migranti per circa 350 posti. Ottimistiche previsioni dello Svimez sul sud. Lo Svimez, Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, ha elaborato previsioni ottimistiche per il Mezzogiorno stimolate dagli investimenti relativi al PNRR. Secondo lo Svimez nel 2023 il PIL italiano crescerà dell'1,1% e quello del Mezzogiorno, con un utilizzo parziale delle risorse del PNRR, crescerà dello 0,9%. Solo 2 decimi di punto meno. Se il PNRR funzionerà invece in piena efficienza, il PIL del Sud potrebbe crescere fino all'1,4%. Alluvioni del 2018, destinati 13 milioni alle aziende colpite. Destinati 13 milioni di euro alle aziende siciliane colpite dalle alluvioni e dalle piogge dell'autunno 2018. I beneficiari totali sono circa 1.000, di cui 300 in provincia di Siracusa, area più colpita, 260 a Enna e 200 a Catania. Ne dà notizia il deputato siracusano di Forza Italia, Riccardo Gennuso. L'ASP di Agrigento recluta 100 medici argentini. Mancano i medici negli ospedali e l'ASP di Agrigento si prepara ad un'iniziativa molto particolare. Assume a tempo determinato 100 medici argentini di origine italiana. Il commissario dell'ASP ha chiesto ai sindaci dei 5 comuni della provincia, sedi di ospedale, di facilitare le procedure burocratiche per la residenza e la ricerca di abitazioni per questo personale. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.